Treviso Sud, la protesta degli agricoltori, 400 i trattori arrivati da tutto il Veneto in tangenziale, una colonna di mezzi lunga 1,5 chilometri, poi il presidio a Silea. Un quindicenne denunciato dalla polizia per l'ennesimo episodio di violenza alla stazione dei bus ed emerge un altro episodio in un bus della mamma autista donna presa di mira da una banda che inneggiava allo stupro. L'ondata di maltempo che ha flagellato il Vicentino ha risparmiato la Marca, l'attivazione delle casse di espansione su Musone e Avenale hanno salvato la Castellana, Nuova Frana in Pedemontana. Ad Araba una valanga con un fronte di 100 metri è caduta poco dopo mezzogiorno in pista. La massa di neve ha coinvolto 2 sciatori usciti incolumi in autonomia. L'omicidio di Paderno del Grappa. Domani pomeriggio parlerà nuovamente ai magistrati. Il 17enne accusato dell'accoltellamento, l'aggancio con la vittima in un'app di incontri gay. Fantomatico dirigente regionale truffa a una scuola materna di Roncade. I fatti risalgono al 2018. L'uomo è stato condannato ad 1 anno di reclusione. Faccia a faccia Lega e Fratelli d'Italia ieri sera a Ring dopo le allusioni del Carroccio Veneto che ha minacciato la corsa in solitaria per le regionali. Fratelli d'Italia dimostra di cercare l'unità. Torna dal 21 al 24 marzo il Festival Treviso Giallo. Tra i temi centrali di questa edizione il contrasto alla violenza, in particolare tra i giovani e sulle donne. TG di Treviso, buonasera, ben ritrovati come sempre in diretta e partiamo dalla lunga marcia degli agricoltori partiti con 2 trattori da Resana e da Cornuda raccogliendo una rappresentanza del Padovano e del Bellunese, poi altri se ne sono aggiunti, alla fine sono oltre 400 i mezzi che hanno sfilato lungo la tangenziale di Treviso per una colonna lunga oltre 1,5 chilometri. Guardate. Una fila lunga oltre 1 chilometro, quella dei trattori che hanno raggiunto l'uscita di Silea della A27 per la manifestazione organizzata dal locale gruppo spontaneo di agricoltori trevigiani. Un serpentone è partito questa mattina presto da più parti, un gruppo da Resana con una delegazione dal Padovano, un altro da Cornuda con una folta presenza di trattori dal Bellunese, hanno formato in tangenziale a Treviso un'unica colonna ordinata verso lo spiazzo concordato ai piedi del cavalcavia della Via del Mare. Tanti i cartelli che spiegavano le diverse sfaccettature della manifestazione. Oltre 400 trattori e 500-600 persone che sono venute anche con le proprie auto a sostenerci. L'obiettivo è quello di sostenere i movimenti agricoli che sono nati in Italia e in Europa. Ci teniamo a ribadire che questa manifestazione non è né politica né con scopi associativi, ma solo a sostegno dell'agricoltura italiana in primis ed europea. Perché il mercato è comandato dalle multinazionali e da forti interessi economici che emanano a pochi e che hanno altri interessi sotto. La manifestazione si aggiunge alle altre che si sono svolte e che si svolgeranno in tutta Italia e che fanno capo ai comitati riuniti agricoli e a Danilo Calvani. Sì, abbiamo fatto partire questa cosa impegnativa sotto tutti gli aspetti perché non siamo una struttura organizzata come lo sono i sindacati. Voi avete organizzato in tutta Italia ma senza bandiere di partito e bandiere di sindacato. Assolutamente sì, perché altrimenti questa cosa ci avrebbe diviso. Se io dico che sono di un partito, lui dice che è un altro, questa cosa non prende piede. Abbiamo avuto l'esperienza nel passato su questo, quindi abbiamo usato quegli errori fatti in passato e questa volta siamo riusciti nell'intento. 37 giorni sono tanti. Mobilitazioni che molto probabilmente porteranno ad un incontro tra i comitati e la Premier Meloni, ma intanto sicuramente ad un'altra grande manifestazione a Roma. Abbiamo chiesto che lei sia presente alla nostra manifestazione grossa che ci sarà il 2 marzo a Roma in piazza Santi Apostoli da mezzogiorno in poi. Avremo anche un incontro con la Commissione europea che scende lì perché gli abbiamo consegnato un documento dove lei stessa, dove abbiamo fatto notare tutte le violazioni delle leggi italiane ma soprattutto anche europee. Manifestazione che vedrà anche una rappresentanza del Veneto, agricoltori che intanto con la protesta odierna hanno dimostrato la loro compattezza, coinvolgendo anche un settore molto importante come quello dei contoterzisti, da sempre a metà tra agricoltura e artigianato. L'agricoltore qui in provincia di Treviso, il 90% delle lavorazioni viene fatto da noi contoterzisti perché non sarebbe in grado di sostenere le spese per l'acquisto dei macchinari. Quindi ce li accogliamo noi, prendiamo le macchine e andiamo a lavorare per loro. Ecco, voi che girate per tutte le aziende, però qui è un'isola felice col Prosecco, diciamocelo. Sì, è un'isola felice col Prosecco, però non per questo non dobbiamo combattere per l'agricoltura. Purtroppo io non mangio Prosecco. Tante le voci raccolte dal nostro Lucio Zanato, ma soprattutto la benedizione della Chiesa sulla protesta degli agricoltori.
per voi, per questa categoria di lavoro e perché possa riempire e colmare i cuori delle persone che comunque vi governano. Anche la Chiesa trevigiana al fianco degli agricoltori nelle loro rivendicazioni. E la benedizione impartita oggi dal palco al termine degli interventi è un segnale chiaro alla politica ma anche alla rappresentanza sindacale di questo comparto che al di là delle produzioni di successo come il Prosecco accusa una concorrenza sleale dall'estero, oltre all'impossibilità di reggere il notevole sbilanciamento dei profitti tra produttori e commercianti. Li abbiamo incontrati tutti i politici. A Verona avevamo incontrato il ministro dell'Agricoltura, Lollobrigida, che ci ha detto che portava avanti queste cose. Noi non chiediamo soldi. Costi di produzione e le pratiche sleali. Sta entrando di tutto e di più dall'Ucraina. Per aiutare l'Ucraina moriamo noi e poi stiamo mettendo l'embargo alla Russia e tramite la Turchia entra il grano suo a 17-16 euro. I consorzi stanno facendo i contratti del mais a 18 euro, vuol dire che Verde alla 13-14, il grano a 18 euro e la soia 34-35 euro. Ditemi chi è l'azienda che può stare in piedi a produrre a queste condizioni. Forte la critica verso la rappresentanza politica a tutti i livelli. Non si risolvono i problemi con coloro che li hanno creati. Quindi noi non possiamo votare ancora i parlamentari che dicono adesso abbiamo sbagliato. No, tu non hai sbagliato in buona fede, tu hai sbagliato in mala fede. Tu ci hai portato a questo risultato. Io spero che l'agricoltura cambi in meglio perché dobbiamo muovere qualcosa. Nel muovere qualcosa non senza estremizzare, però nel parlare, nel dialogo, che qualcuno a Roma ci capisca, insomma. A rispondere invece il segretario della Commissione Agricoltura in Regione, il Nazareno Gerolimetto. La battaglia che tutti insieme dobbiamo fare e uniti si vince deve essere lo slogan, è contro un'Europa cieca, sorda, che non vuole capire che l'agricoltura è il settore primario e deve lasciarci lavorare. Mentre il consigliere regionale Roberto Bet ha richiamato l'agricoltura del ventennio, con una frase famosa ancora presente in alcune sedi dei consorzi agrari. Popoli che non coltivano la terra sono destinati alla decadenza. Ecco, credo che sia un grande messaggio, una grande lezione che dobbiamo portare a Bruxelles. Continuate così, in bocca al lupo. Con le immagini ora in centro, un nuovo grave episodio di violenza alla stazione delle Corriere. Ci sono 2 minorenni gravemente feriti, uno con il setto nasale rotto. È stato denunciato un 15enne per questo episodio di violenza. E poi in queste ore la notizia di un altro agghiacciante episodio verificatosi dentro a un bus della MOM. Autista donna della MOM alla guida del mezzo, a bordo una gang di una trentina di ragazzi. Sul pullman ci sono anche degli agenti della polizia locale a monitorare una situazione che potrebbe diventare critica. È a questo punto che un coro agghiacciante si leva nei confronti della conducente. Stupro, stupro, urlano i giovani per lunghi, interminabili istanti. La vicenda risale ad una ventina di giorni fa, ma la notizia si è presa solo ora con l'indagine che sta andando avanti. La tratta è quella tra Pieve di Soligo e Conegliano, più volte al centro di gravi episodi di violenza anche nei confronti di autisti e controllori. Stavolta non si è arrivati alle mani, ma quell'urlo selvaggio del branco rivolto alla donna che stava facendo il suo lavoro è sconvolgente ed è il segno di quanto sia ormai degenerata la situazione. Dalla Pedemontana al capoluogo poco cambia. Ieri davanti alla stazione delle Corriere in Lungosile Mattei è andato in scena, tra l'indifferenza generale, l'ennesimo pestaggio tra giovanissimi. L'istantanea di un ragazzo a terra ed un altro che lo prende a calci in testa è la foto di una situazione intollerabile. In 2
sono finiti all'ospedale. Uno studente minorenne ha riportato la frattura del setto nasale, un altro lesioni più lievi. Dopo un'indagine lampo a seguito della denuncia dei genitori, gli agenti della questura hanno identificato e denunciato l'aggressore. Si tratta di uno studente di 15 anni ripreso dalle telecamere di sorveglianza come dai cellulari di altri ragazzi. L'intervento delle forze dell'ordine anche in questo caso è stato tempestivo, ma gli episodi si ripetono con frequenza allarmante. Il presidente di MOM è esasperato, mai visto nulla del genere in 40 anni di lavoro. Abbiamo anche ingaggiato dei vigilantes privati, sbotta, ma non possiamo averne uno per ogni autista o passeggero. Noi ovviamente facciamo di tutto perché l'ordine pubblico, soprattutto nelle autostazioni, negli autobus, a tutela dell'utenza, a tutela dei lavoratori nostri, sia garantito. Le forze dell'ordine diciamo che sono sempre presenti. Del problema abbiamo fatto presente al questore, ma anche al prefetto e ai sindaci interessati e ai carabinieri, e fanno quello che possono, anche loro sono presenti, quando li chiamiamo arrivano anche in tempi velocissimi, però la situazione è che succedono sempre più spesso fatti del genere, quindi sono difficilmente gestibili. Su questo caso siamo tornati ad interpellare il sindaco di Treviso, Mario Conte. Io non credo nemmeno sia più soltanto una questione di ordine pubblico, anche perché si picchiano a scuola, si picchiano in stazione, si picchiano al parco, possono picchiarsi ovunque e non è che possiamo militarizzare la nostra città per prevenire queste situazioni. Credo che sia una questione molto sociale, cioè dobbiamo capire cosa nasce e cosa li porta a compiere questi gesti che precludono il loro futuro. Quindi contatterò nuovamente le scuole, perché credo che all'interno delle scuole, laddove loro passano molte ore della giornata, si possa fare qualcosa. Dobbiamo dialogare con le famiglie, dobbiamo capire cosa sta succedendo a questi ragazzi che scatenano la loro rabbia attraverso queste risse che davvero non hanno nulla a che fare con i giovani per bene delle nostre comunità. La pagina del maltempo nella Marca trevigiana. Partiamo da Farra di Soligo con la strada chiusa, stiamo parlando di via Collagù, chiusa grazie a un'ordinanza del sindaco Mattia Perencin. I 3 residenti e i fruitori del fondi potranno accedere a Collagù dalla strada Soligo. La frana interessa un fronte di 10 metri di strada, la vedete nelle immagini. Strade e sottopassi allagati un po' in tutta la Marca, Conegliano in via degli Zoppas con problemi evidenti al traffico, disagi anche per i pendolari dei treni, dato che a partire già da ieri la linea ferroviaria con Vicenza era stata interrotta. A Vittorio Veneto, dove già da lunedì si era registrata qualche colata di fango, cresce la preoccupazione dei residenti nella frazione di Confin. E l'ondata di maltempo che ha flagellato il Vicentino tutto sommato ha risparmiato la Marca. L'attivazione delle casse di espansione su Muson e Avenale hanno di fatto salvato la Castellana. Se non avessi fatto quel bacino, il Muson dei Sassi, che è entrato in funzione anche lo scorso anno nel 2023, Castelfranco almeno 2 volte sarebbe andata sott'acqua. L'emergenza non è ancora finita, ma il peggio dovrebbe essere passato e la provincia di Treviso tira un sospiro di sollievo. L'ondata di maltempo che ha flagellato soprattutto il Vicentino nella Marca non ha provocato danni. Si temeva soprattutto per l'area della Castellana, con il Muson e l'Avenale sorvegliati speciali. L'arrivo della piena ha portato all'apertura dei bacini di laminazione che per la seconda volta hanno evitato allagamenti. Il punto del presidente della provincia, che è anche primo cittadino di Castelfranco. C'è stata una piccolissima tracimazione in quel di Quinto, ma subito rientrata. Diciamo che si sono attivati tutti i volontari laddove serviva, vedi anche Castelfranco Veneto, abbiamo aperto il COC, abbiamo tenuto monitorato le situazioni del Muson e dell'Avenale. Hanno aperto i bacini di laminazione ancora ieri, oggi li stanno già svuotando. Nel momento in cui dovesse esserci una ripresa delle precipitazioni, saremo pronti ad affrontarle. Per quanto riguarda i trasporti, i disagi conseguenti al blocco dei treni tra il capoluogo Berico e Padova ci sono stati sulla linea ferroviaria Treviso-Vicenza. A Castelfranco Veneto il treno per Vicenza continua a fare la sua tratta fino a San Piero in Gu. A San Piero in Gu hanno organizzato dei bus navetta, quindi un po' di disagio lo patiscono coloro che da Treviso devono andare a Vicenza rispetto appunto a questa interruzione di servizio.
Cronaca, l'omicidio di Bleder Deja. Domani nel pomeriggio parlerà nuovamente ai magistrati il 17enne accusato di aver accoltellato il 39enne albanese nel bosco di Paderno del Grappa. Dovrà ripercorrere quel terribile 20 gennaio, i momenti dell'incontro con Bleder, i colpi sferrati nel bosco dove si erano appartati. Il 17enne reo confesso domani tornerà nel Tribunale dei minori di Venezia per raccontare la sua verità ai magistrati. Intanto gli investigatori stanno setacciando il cellulare del giovane sequestrato dopo l'arresto. Durante gli accertamenti sarebbero emersi dei contatti fra Bleder e il 17enne in un sito di incontri gay. Attraverso questa piattaforma i due pianificavano gli incontri, anche quella del 20 gennaio. Un tassello dopo l'altro si sta ricostruendo l'omicidio che ha sconvolto la comunità. La certezza è che i due avevano una conoscenza pregressa, si erano incontrati alcuni mesi prima in un bar. E quello non era il loro primo incontro. Una storia passionale finita male, un delitto maturato in un quadro ancora più inquietante, quello della prostituzione minorile. Solo il ragazzo potrà raccontare cos'è accaduto ed il motivo che lo avrebbe spinto ad armarsi con un coltello e a pugnalare il 39enne per oltre 10 volte. Insomma, per il momento manca il movente di questo atroce delitto consumato in un luogo conosciuto solitamente dalle coppiette. I carabinieri, che sono riusciti a ricomporre un puzzle non facile, continuano ad indagare. Nulla viene tralasciato. Altri giovani potrebbero essere stati contattati dal 39enne, ma su questo per il momento c'è il massimo riservo degli investigatori. Bleder aveva 2 cellulari, 2 vite parallele e forse più di qualche segreto che potrebbe emergere al termine dell'inchiesta. Oltre al movente manca l'arma che ha colpito Bleder, il coltello e le chiavi dell'auto della vittima, trovata chiusa dai carabinieri e probabilmente portate via dal 17enne. 2 volte a settimana sparivano dei soldi dalla cassa. Il titolare di un negozio di Montebelluna ha avvisato i carabinieri che si sono appostati e hanno pizzicato il ladro. I carabinieri si sono appostati in borghese nascosti nel negozio e non hanno dovuto attendere molto. Hanno sorpreso l'addetta alle pulizie con le mani nella cassa. A denunciare la continua sparizione di denaro il titolare di un esercizio commerciale di articoli tecnologici sulla Feltrina Montebelluna. Dall'inizio del mese di febbraio si sono registrati infatti diversi ammanchi di denaro. Almeno in 6 occasioni, soprattutto di martedì e venerdì, risultavano sparite alcune centinaia di euro. Immediata la denuncia ai carabinieri di Montebelluna. Lo scorso pomeriggio è stata svelata la verità. La donna delle polizie di circa 60 anni italiana è stata sorpresa mentre stava prendendo una somma di circa 100 euro dalla cassa. Per lei è scattata una denuncia per furto aggravato e molto probabilmente le costerà anche il posto di lavoro. Oltre agli ammanchi registrati per un totale di circa 500 euro, ora gli investigatori, assieme al titolare, dovranno verificare se la donna avesse iniziato a prelevare i soldi anche in altri mesi. Nonna, sono malato, ho bisogno di soldi per curarmi e scatta la truffa nel mirino un'anziana di 82 anni. Una telefonata che mette in apprensione un'anziana di 82 anni di Zero Branco. Dall'altro capo del telefono un ragazzo che si spaccia per il nipote. Poche parole che lasciano senza fiato la donna. Nonna, sono in ospedale in gravissime condizioni e per curarmi mi serve un farmaco costoso. Un momento di silenzio e poi l'82enne che spiega di non avere denaro in casa. Ma la risposta è veloce. Non importa, metti tutti i monili che hai in un sacchetto, poi passerà un'infermiera, ovviamente una complice nella truffa, a ritirare tutto. Così poco dopo una donna raggiunge l'abitazione dell'anziana e prende l'oro. La truffa è consumata. L'82enne si rende conto del raggiro. Alla donna non rimane che sporgere denunce ai carabinieri. L'appello dei militari dell'arma è quello di chiamare sempre il 112 quando arrivano telefonate che chiedono soldi o peggio oro. Altra truffa, questa volta a cadere nella trappola, un agricoltore di Fara di Soligo che aveva visto su una piattaforma online la vendita di un trattore pari a 2.400 euro più 500 per la spedizione. La vittima ha effettuato 2 bonifici pari alla somma concordata a 3 soggetti che hanno ricevuto il denaro, ovviamente del trattore nessuna traccia. I 3 sono stati identificati e denunciati per truffa in concorso. Vi diamo notizia di un'altra truffa, i fatti risalgono al 2018, truffata, pensate, una scuola materna di Roncade. Un fantomatico dirigente regionale chiamava per chiedere denaro e far trasferire dei fondi. È stato condannato a 1 anno di reclusione.
Aveva pensato bene la truffa ai danni di una scuola materna di Roncade. Prima aveva tenuto sotto controllo attraverso internet i dati relativi ai contributi regionali che l'asilo avrebbe dovuto ricevere. Poi è passato ai fatti. Il protagonista del raggiro è un 31enne di Torino che è stato condannato dal Tribunale di Treviso ad 1 anno di reclusione con pena sospesa. I fatti sono avvenuti nel 2018. L'uomo, fingendosi un dirigente pubblico, ha contattato la struttura avvertendo che c'era un errore e che la quota in eccesso sarebbe dovuta tornare indietro. Così ha fornito gli estremi per farsi effettuare un bonifico su una sua carta prepagata ed ottenendo 2.800 euro dalla scuola. Non contento, qualche settimana dopo ha nuovamente contattato la direttrice scolastica sostenendo che c'era dell'altro denaro che la struttura avrebbe dovuto restituire. A quel punto la direttrice ha contattato la Regione Veneto per avere chiarimenti. È venuta così alla luce la truffa. Assolta, la compagna del truffatore è finita nel mirino degli investigatori. I due comunque non sarebbero nuovi a questi raggiri. Ancora cronaca, cerca di ingerire 3 involucri di cocaina alla vista dei carabinieri che riescono a fermarlo. Si tratta di un nigeriano di 27 anni che si trovava al parco a Crocetta del Montello assieme ad un connazionale. Ad attirare l'attenzione dei militari dell'arma il fare sospetto dei due. Il primo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, l'altro segnalato alla prefettura. A Montebelluna i carabinieri hanno perquisito invece l'abitazione di un presunto spacciatore nordafricano, ma a finire nei guai è stato il cugino di 37 anni a cui sono stati trovati diversi grammi di hashish. Per lui è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Ancora Silea, una pattuglia dei carabinieri ha notato un cittadino del Burkina Faso intento a nascondere qualcosa dietro un cespuglio per poi fuggire. I carabinieri lo hanno fermato e recuperato il recipiente con all'interno 35 grammi di marijuana. Ancora la cronaca, hanno scassinato la porta d'ingresso laterale di un bar, siamo a Susegana, è accaduto nella notte. Ad accorgersi del furto il proprietario che immediatamente ha allertato i carabinieri. I ladri si sono impossessati del fondo cassa, poi sono fuggiti. Tempestivi gli accertamenti dei militari dell'arma che anche tramite la visione delle riprese dei sistemi di videosorveglianza sono riusciti a risalire ai presunti autori del gesto. Si tratta di 2 giovanissimi, un minorenne e un suo conoscente poco più che ventenne. I 2 sono stati rintracciati dai carabinieri sempre in zona con parte del denaro, una modica somma già restituita all'avente diritto, e poi i ragazzi sono stati denunciati. Andiamo a vedere le immagini con l'intervento del 3° reggimento del Genio Guastatori di Udine dei Carabinieri questa mattina per l'operazione di bonifica di una bomba, un ordigno bellico di 600 mm di diametro trovato occasionalmente nelle campagne di Pieve di Soligo. Dopo la segnalazione alla prefettura di Treviso, questa mattina si sono svolte le operazioni di rimozione. E siamo alla politica faccia a faccia tra Lega e Fratelli d'Italia ieri sera a Ring, dopo le allusioni del Carroccio Veneto che ha minacciato la corsa in solitaria per le regionali. Si cerca l'intesa, Fratelli d'Italia dimostra di cercare l'unità. Posso capire che i miei colleghi veneti, Barbisani primis, abbia poca contezza di quello che è accaduto in Sardegna e di come sia stato scelto Paolo Truzzo, che è una scelta nata dal territorio. Candidato condiviso con il territorio, pure la Lega alle prossime regionali potrebbe correre da sola. Agli avvertimenti nemmeno tanto velati del Carroccio Veneto dopo il post al vetriolo del vice segretario Riccardo Barbisan, Fratelli d'Italia non presta il fianco. La lettura per gli alleati chiamati in causa da Barbisan è un'altra. A qualcuno sfugge che la coalizione di centrodestra è ancora, mi pare, 7 punti sopra la coalizione di centrosinistra. Davanti a lui c'è il segretario mediatore Dimitri Coin. La Lega deve portare a casa le sue battaglie, chiosa, e per questo serve il voto di tutti. Diversa la sua lettura del caso Sardegna. Pensare che la responsabilità sia del candidato, assolutamente no, anzi magari qualche riflessione si può fare rispetto alle scelte che sono state fatte sui candidati e alle tempistiche che sono state utilizzate. Ora serve imparare dalla sconfitta. De Carlo a Ring detta la linea. Se si dice noi correremo da soli, noi andremo da soli, sì, pare che sia compresa poco la lezione. La lezione è che dobbiamo essere tutti uniti. Coin prende la palla ma chiarisce: politiche e amministrative, 2 partite differenti. Dove possiamo andiamo assieme, dove non è possibile non si va, però stiamo facendo delle riflessioni assolutamente alla pari e con l'obiettività
di cercare di fornire i candidati migliori. Per le regionali però servirà trovare la sintesi, pena il voto disgiunto della Lega che avrebbe consegnato la vittoria al centrosinistra in Sardegna. Nemmeno la partita del terzo mandato sembra chiusa. C'è tempo eventualmente per rivotare sul terzo mandato? Fra un anno? No, dobbiamo dedicarci ai problemi dei veneti e degli italiani noi. Io non parlerei di terzo mandato, ma io parlerei di libertà dei mandati, perché i cittadini hanno la maturità sufficiente per poter decidere di farsi governare a tutti i livelli. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, tra poco. TG Treviso, ben ritrovati, ripartiamo da Castelfranco Veneto, vogliamo garanzie per la sostituzione di 3 medici, il tema è quello della sanità, questa è la richiesta che è stata espressa questa mattina davanti al municipio di Castelfranco dai partecipanti al presidio promosso dall'Associazione Italiana Tutela Salute Mentale e dal Coordinamento Veneto Sanità Pubblica. Oggetto della protesta le dimissioni dei 3 psichiatri nel distretto trevigiano, la richiesta è quella di attivarsi per un'urgente sostituzione con nuove risorse per completare gli organici. Parliamo del settore del legno, un settore in difficoltà, raddoppiate le chiusure di aziende nel 2022. Tra i problemi c'è anche quello del ricambio generazionale. Su questo è intervenuto Confartigianato Imprese Marca Trevigiana con un progetto che prevede una serie di incontri. Vediamo. Il dato di fine anno, di fine 2023, è di circa 43 imprese artigiane che hanno chiuso appunto sul migliaio di imprese. Mancanza di ricambio generazionale, aumento dei costi, nuove normative ambientali e un mercato che cambia velocemente. Raddoppiate le chiusure delle imprese artigiane della Marca rispetto al 2022, secondo la Camera di Commercio Treviso e Belluno. Sono 43 infatti le attività cessate, un dato che sottolinea la difficoltà del settore. È un dato che va considerato e per il quale bisogna naturalmente mettere in campo delle misure che continuino a favorire sia il potenziamento e anche l'irrobustimento delle imprese attraverso nuove energie e attraverso nuove competenze. Una parabola discendente che preoccupa l'economia del comparto, soprattutto se consideriamo che il vasto distretto industriale trevigiano del legno e arredo, che abbraccia gran parte della sinistra Piave, è tra i primi in Italia. Un mestiere antico che guarda al futuro anche grazie al supporto di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Il progetto Falegnami Contemporanei è un progetto che mira proprio a favorire l'incontro con 2 tipologie di interlocutori, se vogliamo dire così, e quindi con gli architetti e i professionisti iscritti all'ordine nella provincia di Treviso da una parte e dall'altro con gli studenti di UAV. Un progetto che prevede una serie di incontri, una vera e propria sfida con l'obiettivo di creare una nuova generazione di imprenditori nel settore. Cominciamo giovedì 29 febbraio alle 18 qui in sede Confartigianato con un kick-off meeting al quale parteciperanno sia le imprese artigiane in platea che gli architetti. Imprese artigiane e architetti di nuovo a confronto il 13 giugno e poi appuntamento a settembre con 4 workshop, protagonisti gli studenti dell'Università UAV di Venezia in dialogo con le imprese del territorio. Concluderemo a novembre con un evento finale nel quale saranno poi esposti e raccontati i progetti che saranno stati realizzati in collaborazione con gli studenti dell'UAV. Torna dal 21 al 24 marzo, Treviso Giallo. Tra i temi centrali di questa edizione c'è il contrasto alla violenza, violenza tra giovanissimi e violenza nei confronti delle donne. Valorizzare la letteratura come impegno civile, torna il Festival Treviso Giallo dal 21 al 24 marzo con un'anticipazione il 29 febbraio nella sede del Museo Santa Caterina. Un momento dedicato al confronto e apprendimento in chiave noir, diverse le tavole rotonde in programma, dallo spionaggio alle mafie, dai crimini ambientali fino alle pagine della storia. Il festival è nato 6 anni fa e io e il dottor Pierluigi Granata, responsabile scientifico del festival, abbiamo voluto fortemente una rassegna che fosse interdisciplinare dal taglio scientifico e che potesse attraverso il noir analizzare la società contemporanea. Tavole rotonde, dibattiti e laboratori, un festival dedicato a tutta la comunità. Questo festival è rivolto un po' trasversalmente al mondo degli adulti, al mondo degli appassionati, al mondo anche dei giuristi, perché tratta anche dei temi legati proprio al mondo della legalità con un taglio proprio molto specifico, al mondo dei giornalisti
e ultimo, ma non ultimo, al mondo della scuola e del mondo giovanile. Grande attenzione al mondo giovanile, tra i temi centrali di questa edizione il contrasto alla violenza e l'educazione alle parole d'odio, soprattutto sui social. Grande la collaborazione tra il Festival Treviso Giallo e l'assessorato all'istruzione che rappresento, perché siamo veramente convinti che sia importante rafforzare sempre di più il sodalizio scuola-cultura e rivolgere delle sessioni dedicate ai ragazzi e alle ragazze con strumenti diversi dalla semplice lezione frontale a scuola didattica, perché siano sensibilizzati e coinvolti maggiormente su queste tematiche. Sono iniziate le procedure per la selezione e l'arruolamento di 17 ufficiali di ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri, 4 posti per le specialità in medicina, 1 per veterinaria, 2 per psicologia, 1 per la specialità investigazioni scientifiche e fisica, 3 posti per la specialità telematica, 2 genio e 1 per la specialità amministrazione e commissariato. 3 posti invece sono riservati a carabinieri già in servizio. Al concorso possono partecipare per una sola specialità i cittadini italiani in possesso di laurea magistrale dell'indirizzo di interesse che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande non abbiano superato il 32esimo anno d'età. E siamo alle notizie che riguardano Belluno e provincia. E partiamo ovviamente dal maltempo, con la pioggia da record scesa nel Bellunese, danni fortunatamente impercettibili. L'ondata di maltempo che ha investito la provincia non ha fatto grande rumore dal pomeriggio le prime schierite, ma la tregua durerà poco. I fenomeni prevediamo che siano in attenuazione nel corso della giornata fino ad esaurimento in serata, poi dopo ci sarà una pausa, pioverà ancora da domani sera e venerdì, però con precipitazioni molto più contenute rispetto a quelle che ci sono state nelle ultime ore. La pioggia è stata da record. In 24 ore i rilevatori pluviometrici nel Bellunese hanno fatto registrare livelli pari a quelli raggiunti durante la tempesta Vaia. Il picco a Valpore di Seren del Grappa, dove dall'inizio della perturbazione sono stati scaricati al suolo 250 mm d'acqua, 185 a Sant'Antonio Tortal, 162 in Cansiglio, una media di 188 mm nelle 24 ore, uno in più rispetto alla notte dell'ottobre 2018, ma l'assenza di vento e le opere idrauliche realizzate negli ultimi anni hanno lasciato la provincia indenne da danni. Almeno per il momento. Un solo smottamento è stato registrato questa mattina sulla Feltrina, un masso è precipitato sulla carreggiata nel tratto tra Marziai e Caorera sulla sinistra Piave. A farne le spese un tir che non ha potuto evitare i detriti, illeso l'autista. La neve è caduta abbondante in quota, oltre 2 metri a Col dei Baldi sopra Alleghe, 192 centimetri in Val Salati sino al Pago, 187 centimetri a Ravalles sopra Cortina. L'incremento della temperatura ha innalzato nelle ultime ore la quota neve che è passata dai 900 ai 1400 metri. Il pericolo di valanghe resta confermato alto, 4° grado su una scala di 5. L'obbligo è di evitare di esporsi a rischi inutili avventurandosi per gite di sci alpinismo o con le ciaspe. Per le località maggiormente a rischio, il Dipartimento regionale di protezione civile ha attivato le procedure di monitoraggio e controllo che possono arrivare fino al limite estremo di evacuazione di centri abitati in caso di pericolo imminente. Una valanga a 100 metri di fronte con accumuli di 3 metri è caduta poco dopo mezzogiorno sulle piste Salere a Porta Vescovo. Siamo ad Arabba, in comune di Livinallongo del Col di Lana. La massa di neve ha coinvolto 2 sciatori usciti incolumi in autonomia. Gli uomini del soccorso alpino di Livinallongo hanno avviato una prima ricerca con ARTVA risultata negativa per escludere la presenza di persone sepolte. Con il supporto di una squadra di soccorritori chiamata a rinforzo del personale del servizio piste e della polizia è stata effettuata la bonifica della superficie della valanga. Fortunatamente non si registrano altre persone coinvolte. E sembrano irreparabili invece i danni del cosiddetto inverno demografico in provincia di Belluno. No, non c'entrano le bizze di stagione, ma il lento quanto inesorabile calo della popolazione. Lo mette nero su bianco lo studio elaborato dall'Osservatorio Economico e Sociale della Camera di Commercio.
Se non si inverte la tendenza, nel 2031 il Veneto potrebbe perdere qualcosa come 46.000 abitanti, l'equivalente della popolazione di Belluno e Sedico, 7.500 residenti in meno nella sola provincia di Belluno, come se sparisse con un sol colpo di spugna il comune di Ponte nelle Alpi. Numeri da brividi, quelli dell'inverno demografico, contenuti nello studio elaborato dall'Osservatorio Economico e Sociale della Camera di Commercio, presentato questa mattina a Belluno. Bisogna cercare di porre rimedio quanto prima e quindi questa situazione in un contesto così critico ha bisogno di un intervento urgente da parte delle istituzioni. Senza buonismi ma senza neppure pregiudiziali ideologiche, spiega il presidente Pozza, che osserva come gli squilibri demografici possono essere mitigati solo grazie a una intelligente gestione dei flussi migratori. Bisogna essere realisti, se non ci fossero gli immigrati gli impianti si fermerebbero, certi lavori non si farebbero più, basta guardare ad esempio sul settore dell'edilizia, cito questo ma potrei citarne tantissimi altri e quindi bisogna prendere coscienza che bisogna affrontare il problema con responsabilità, soprattutto ricordandoci della storia nostra di italiani. Siamo stati una fabbrica di lavoratori in giro per il mondo fino agli anni 60, i sacrifici che abbiamo fatto, siamo stati accolti in questi paesi e dobbiamo ricordarci di questo. Da qui al 2031 i territori destinati a soffrire il calo demografico saranno il Cadore e l'Agordino, e quando lo studio rileva la necessità di un cambio di rotta il riferimento va ai servizi. Quelli per l'infanzia coprono oggi solo il 32% del fabbisogno potenziale, ma non va meglio per gli over 65 che nel 2031 supereranno quota 60.000 con una evidente pressione sui servizi sanitari e socioassistenziali. Poi il lavoro. In futuro saranno pochi i giovani e sempre più titolati. Non possiamo permetterci di lasciarceli sfuggire, ammonisce Mario Pozza. Resta da capire se e in che modo il contributo puntuale offerto dalla Camera di Commercio potrà essere tradotto in azioni da chi oggi ha la facoltà delle scelte politiche e amministrative a tutti i livelli. Anche le future amministrative del 2027 per il comune di Belluno potrebbero essere la prova generale del campo largo che ha premiato il centro-sinistra. In Sardegna, a piccoli passi, è iniziato il dialogo tra i Dem della segreteria cittadina e il gruppo Insieme per Belluno Bene Comune. Alla fine della consigliatura mancano 3 anni, ma questa volta le forze di centro-sinistra non vogliono perdere tempo in polemiche sterili. Uniti si vince, il motto che ha premiato il voto sardo, e per battere la destra inutile arrovellarsi sulle quisquiglie. A Belluno i primi passi li hanno fatti Insieme, PD e Insieme per Belluno Bene Comune. Il primo obiettivo da raggiungere Palazzo Piloni, il secondo nel 2027 Palazzo Rosso. Abbiamo collaborato nella stesura del programma insieme ad altre forze politiche e insieme a altre forze partitiche. Stiamo procedendo spediti rispetto all'obiettivo. Cogliamo con molto interesse questa apertura e siamo pronti e disponibili in ogni momento. Il confronto avviato per le provinciali del 16 marzo può essere l'occasione per costruire una proposta unitaria di centrosinistra, alternativa all'attuale amministrazione De Pellegrin, contro la quale le critiche si faranno sentire già domani durante il Consiglio Comunale, che ancora una volta sarà un fluire di interrogazioni. Ma questo testimonia, il PD l'aveva già sottolineato in altre occasioni, l'immobilismo dell'amministrazione De Pellegrin e anche degli organi che costituiscono poi il Consiglio Comunale. Al centro delle richieste presentate dal PD la riforma urbanistica del centro storico, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, cavallo di battaglia della campagna elettorale del sindaco De Pellegrin, e poi la scuola e i servizi per l'infanzia. Alla voce atti concreti, spiega Noro, non vediamo nulla. Cercheremo di essere propositivi e di raccogliere e ascoltare veramente quelle che sono le istanze dei cittadini. Ascolto che è stato professato in campagna elettorale ma che invece ora sembra abbastanza fermo al palo. Ci fermiamo, siamo in chiusura, dunque spazio alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia anche questa sera. Buona serata. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore. Bentrovati al Meteo. Prosegue la settimana all'insegna del forte maltempo. Il mese di febbraio si chiude con condizioni ancora instabili. Vediamo il dettaglio di giovedì. Sul Veneto cielo molto nuvoloso con precipitazioni al mattino sparse o assenti, ma nel corso del pomeriggio via via più diffuse, anche moderate in serata. Neve dai 1900 metri sulle Prealpi, dai 1500 metri sulle Dolomiti, e il rischio di valanghe sarà marcato sull'arco alpino, grado 3 della scala.
Temperature stazionarie minime tra 7 e 10 gradi, massime tra 13 e 16 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo maggiori spazi di sereno, specie in mattinata, più nubi però con il passare delle ore e dalla serata probabili deboli precipitazioni. Temperature minime sui 6-10 gradi, massime intorno ai 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo parziali schiarite alternate ad annuvolamenti e poi in serata le prime piogge. Temperature minime tra 9 e 10 gradi, massime sui 14-17 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore.